benvenuti. Io sono Luca Foschi, un giornalista. Ho accolto con entusiasmo l'invito di Gisella e di Stefania del Sicomoro perché il progetto Tigastio e non TBU toccava due aspetti fondamentali della mia professione, delle mie professioni e della mia vita, ovvero quella di reporter, che ha avuto la fortuna di vedere insomma, un'area geografica del mondo, in particolare il Medio Oriente, di vederlo più volte da vicino, e poi quella di insegnante. E nell'andare e nel venire insomma, si stabiliva una dialettica non priva di contraddizioni. E io mi portavo appresso un messaggio gigantesco per bellezza e per tragedia, e poi mi trovavo nelle classi sarde, nelle classi cagliaritane, a doverlo veicolare, a doverlo raccontare o ad assistere, erano il 2017 e il 2018, o a percepire nelle aule la densità di un discorso invece avverso al messaggio che mi portavo dentro e che volevo trasmettere ai ragazzi. Un messaggio che adesso è stato sommerso, evidentemente da impellenze più soverchianti in qualche maniera, e per questo colgo di nuovo l'occasione per ringraziarvi. È comunque una platea nutrita e non bisogna mai dimenticare, anche credo in queste situazioni, in una situazione particolare come questa, che non tutto deve andare a sommerso e invece certi luoghi del vivere civile che ci interessano da vicino devono continuare ad essere dibattuti e affrontati. A proposito, di assenze, devo leggere il messaggio dell'assessore Zedda, che non può partecipare perché, come immaginate, sono ore decisive per le settimane che verranno, ma ha voluto comunque salutarvi e vado a leggere il suo messaggio. Un caro saluto a tutte le persone presenti oggi a questo evento, anche se a distanza, assente per gli impegni che ben potete immaginare, ma presenti idealmente. Confermo il mio vivo interesse per tutti gli interventi che promuovono inclusione e favoriscono l'attitudine naturale dei sardi all'accoglienza, alla disponibilità, al dialogo. Ciò che in questi giorni sta impedendo il Covid, ovvero incontrarsi, guardarsi in faccia, sorridere, abbracciarsi, non deve essere impedito, invece, in termini di propensione e di capacità di sapersi relazionare. Permettetemi di dire, da donna, che la valenza educativa della vostra iniziativa è resa più incisiva e forte dalla folta presenza delle tante donne impegnate. La peculiare sensibilità di noi donne conferisce a queste iniziative un valore aggiunto e speciale. Sarò anche parziale in ciò che dico, ma corrisponde alle mie convinzioni profonde e di chi con me lavora e collabora. In questa direzione l'assessorato sarà sempre disponibile, soprattutto quando iniziative importanti, come la vostra, mettono al centro la persona, ogni persona. Il valore di ogni persona deve portarci a guardarci e vederci, cioè scoprire la bellezza dell'altro. Quindi, da ora in poi, Tigastio e TBU. Non solo, ma mi prendo cura di te. Complimenti per il vostro lavoro e auguri di cuore. Alessandra Zedda, assessore al lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza regionale. La Regione Sardegna ha finanziato il progetto. Ecco, c'è una parola che è quella dell'altro, menzionato anche dall'assessore, che ha fatto in modo che la squadra di Tigastio, quella che oggi lavora, me compreso, si siano spontaneamente agglutinati. Coloro che hanno scritto per l'opuscolo che avete trovato in entrata, che potrete trovare in uscita presso la libreria, 2 alla volta,
coloro che hanno collaborato al progetto entrando nelle scuole nella maniera che Stefania soprattutto ci racconterà, e anche in questa assemblea e nei tecnici. E l'altro, cioè tutti coloro che hanno collaborato, mi sono reso conto rileggendo gli interventi, sono partiti da uno stesso sentimento, compreso anche, devo dire, questo luogo, che è la terza volta che mi ospita. Io non amo particolarmente le luci, tantomeno il palco, ma evidentemente c'è una convergenza spontanea. Di conseguenza, dopo aver, come intendevo fare, ringraziato il Teatro Massimo, il direttore Mancini, passerei la parola a Stefania Russo, che presidente dell'Associazione Sicomoro, che non può essere qua con noi stasera, ma è collegata, che ci parlerà del progetto delle sue origini e del suo sviluppo. Buon pomeriggio, mi auguro che tutti riusciate a sentirmi. Mi spiace non essere lì con voi, ma è un momento straordinario che ci impone ancora una volta di adattarci a delle situazioni nuove, che è quello che facciamo noi costantemente nel nostro lavoro. È sempre un'emozione molto forte per me, oltre che un grande onore, rappresentare la cooperativa Sicomoro. Lo è soprattutto in questo momento in cui dopo un decennio di lavoro in favore dei nuovi cittadini cominciamo a sentire davvero un'immensa fatica, ma questo non spegnerà la nostra determinazione e la nostra testardaggine a continuare nel nostro lavoro. Abbiamo iniziato nel 2006, che è un tempo lontano, ma per certi versi lontanissimo, perché è cambiato tanto, è cambiato il contesto socioculturale e sono cambiate le reazioni del territorio che accoglie questi nuovi cittadini. È necessariamente cambiato il nostro modo di svolgere il nostro lavoro. Abbiamo mantenuto però delle certezze. La prima certezza che rimane è quella che il fenomeno migratorio è un fenomeno talmente complesso che certamente non può essere spiegato e quindi compreso se si assumono delle posizioni che sono estremamente estreme, che sono dicotomiche, che sono, passatemi il termine, da tifoseria da stadio. Non ci aiutano a comprendere il fenomeno migratorio e quindi, per altro verso, non ci aiutano a comprendere la nostra società contemporanea. Perché la società multietnica, multiculturale, multicolorata, o comunque la vogliamo chiamare, non è la società del futuro, è la nostra società contemporanea, che necessariamente dobbiamo comprendere. Dobbiamo comprendere noi operatori sociali, ma lo deve comprendere la politica, lo devono comprendere gli assessorati, chi elabora e chi poi mette in campo le politiche sociali e le politiche culturali in generale. L'altra certezza che ci rimane è che ovviamente l'incontro con l'altro, che noi come cooperativa, dico sempre, abbiamo il privilegio di vivere quotidianamente nel nostro lavoro, noi affrontiamo l'incontro con l'altro, come dire, ci confrontiamo e vediamo noi stessi negli occhi dell'altro. Questo ci porta all'altra certezza, la certezza che ogni lavoro che noi facciamo nei confronti della singola persona che accogliamo, necessariamente affinché questo lavoro, quel singolo, abbia un senso, abbia un'efficacia, deve portarci a lavorare con la comunità accogliente. E intendo dire come comunità accogliente tutti noi, dal singolo cittadino alle istituzioni, alla scuola, ai servizi educativi, ai servizi sociali, ai servizi sanitari, perché è quasi intuitivo che si può anche fare un buon lavoro con il singolo, ma se il singolo esce, diciamo, dalla protezione dell'accoglienza e tutto intorno la comunità non è preparata all'incontro con la sua diversità, con la sua alterità, il progetto non funziona.
E quindi affianchiamo da tanto tempo al nostro lavoro dell'accoglienza, ripeto, dei cittadini, dei nuovi cittadini, dei percorsi che arricchiscono il percorso del singolo accolto, perché lavorano con la comunità. Lavoriamo tantissimo nelle scuole, portiamo la nostra testimonianza, abbiamo ideato e realizzato dei progetti che hanno coinvolto diverse professionalità, diverse arti, la fotografia, la cucina, il teatro, la musica, tutta una serie di progetti che alla fine seguono tutti un filo logico, che è quello che è un po' legato alla nostra ambizione. Abbiamo l'ambizione con il nostro lavoro di agire un cambiamento sociale, anche un cambiamento di lettura del fenomeno di incontro di culture diverse, e qui arriviamo a progetti come Tigastiu. Tigastiu in Olibiu è un modo di dire del nostro dialetto, che io personalmente mi sono sentita dire tante volte, vista la mia precoce come dire, mai sopita intolleranza per le regole, insomma. E quindi suona come un monito, significa: attento, ti ho visto, per il momento faccio finta di non vederti, ma tu stai facendo qualcosa che in teoria non dovrebbe essere fatto. E l'abbiamo usato qua sempre provocatoriamente, nel senso che il no viene barrato ed è un invito invece finalmente a guardare per vedere, per osservare. E abbiamo, come dire, l'ambizione, abbiamo avuto con questo progetto, anche con questo progetto, l'ambizione di proporre un nuovo sguardo possibile. È necessario che tutti noi adottiamo un nuovo sguardo nei confronti delle persone che arrivano, che sono già arrivate, che fanno parte, ripeto, non del nostro futuro ma del nostro presente. Così come è necessario, e qui lo dico anche un po' provocatoriamente, che anche le persone che arrivano nel nostro territorio assumano un nuovo sguardo nei confronti della comunità accogliente. Perché, ripeto, nel nostro lavoro quotidiano abbiamo compreso che se noi, comunità accogliente, siamo intrisi di pregiudizi, di paure che a seconda dell'epoca storica vengono forzate, vengono armate o disarmate. Sappiamo bene che su temi come l'immigrazione si vincono e si perdono le elezioni politiche. Anche dall'altra parte, anche dalla parte di chi arriva, c'è una visione non corrispondente alla realtà di noi comunità accogliente. Per cui, ripeto, è un lavoro costante, reciproco, di lettura, di cambio di prospettiva, che, ripeto ancora una volta, noi abbiamo il privilegio di vivere quotidianamente, ma che con i nostri progetti vorremmo come dire, condividere con il resto della comunità. Tornando al progetto, il progetto è stato, come è stato detto, finanziato dalla Regione Sardegna tra i progetti innovativi in materia di immigrazione. Non nasce dal nulla, lo dico con orgoglio, non è un progetto che nasce perché poteva essere finanziato, nasce da anni di studio, da anni di collaborazione, da anni di creazione di reti con altri attori del nostro territorio, e vuole rispondere all'esigenza concreta, che è quella di comprendere quale sia il messaggio, quale il messaggio è passato rispetto all'alterità, rispetto all'immigrazione, rispetto alle persone che arrivano nel nostro territorio, in una fetta particolare della comunità accogliente, che è quella della scuola. Quindi Tigastiu in Olibiu si è realizzato, il cuore del progetto è un progetto di didattica esperienziale, un'equipe particolare, anche questa composta da 2 psicologhe e 3 mediatori culturali, sono entrati nelle scuole, in 15 scuole del territorio regionale, di ogni ordine e grado, e hanno voluto indagare quale fosse l'idea, la percezione che gli studenti, dai più piccoli ai più grandi, avessero dello straniero, dell'alterità, del viaggio, che cosa rimanesse, che cosa avessero come dire, assorbito dai mass media, dalla comunità, dalla scuola, dalla vita in famiglia, quale fosse l'idea che avessero dell'altro.
Questo lavoro poi avrebbe previsto, dopo l'intervento di questa equipe molto particolare a scuola, aveva previsto un retest, cioè una valutazione di qual è stato l'impatto dell'equipe, il lavoro che è stato fatto in classe, ma questo non è stato possibile farlo per quello che insomma possiamo immaginare, per questo evento che ci ha in qualche modo, non mi piace dire travolto, insomma comunque ci ha condizionato la vita. È ancora lì. Da questo momento che poteva essere un momento di crisi, perché gli obiettivi progettuali andavano rivisti, andavano rielaborati, posso dire che il progetto ha preso una svolta probabilmente anche più incisiva, sicuramente più ha portato ad un lavoro ancora più grande e più importante. Uno dei più importanti output di progetto, quindi di prodotto del progetto, è un video che ha accompagnato tutto il lavoro sia dell'equipe sia nelle attività di preparazione degli incontri in classe che in classe. Tra qualche minuto, appena io finisco la mia introduzione, vedrete un piccolo estratto di un video più corposo, che ripeto è un estratto del lavoro che vuole rappresentare il lavoro che è stato fatto dall'equipe nelle classi. Alla fine, come vi dicevo, abbiamo dovuto riadattare, rivedere il nostro progetto e intorno alla nostra idea si sono raggruppate una serie di professionalità di vari accademici della scuola o persone insomma, che hanno magari un'esperienza di una famiglia multietnica, e da questa collaborazione è nato, e lo dico con veramente grande orgoglio, un libro che è quello che appunto avete trovato all'ingresso e troverete in uscita, che ha l'ambizione di far sì che il progetto Tigaspiu, sempre in quella logica di cui vi parlavo prima, che non è nato e non si è sviluppato come un progetto fine a se stesso, è un progetto che oggi vede la sua presentazione, ma mi piace dire che è un progetto che nasce oggi, rinasce, perché veramente con molta ambizione, molta testardaggine vogliamo portarlo nelle scuole. Abbiamo capito che è un format che funziona, potrà essere portato in tutte le scuole del territorio regionale, e siccome ci piace e crediamo nel nostro lavoro, riteniamo che possa essere portato anche fuori dal territorio regionale, sempre per capire, per comprendere e per scoprire, per esempio, che i nostri ragazzi, i nostri studenti hanno una grossa capacità di elaborazione delle informazioni che li subissano, che cercano in qualche modo di condizionare la loro visione, ma hanno grosse capacità di critica e di analisi. Volevo dire ancora una piccola cosa, volevo chiudere con dei ringraziamenti. Volevo ringraziare in primo luogo la mia cara amica è Gisella Congia, che è una grande professionista, una psicologa che ha coordinato e coprogettato con noi questo progetto, ha coprogettato il format didattico, ha coordinato con grande tenacia tutto il progetto sino alla realizzazione del libro. Vorrei ringraziare tutti gli altri operatori, ovviamente tutti i relatori che sono lì presenti, che io purtroppo non riesco a vedere, vi sento vicini. Volevo ringraziare anche tutti gli altri operatori, il videomaker, l'addetta alla comunicazione social, l'addetta stampa, il grafico, tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto, e non me ne vogliano tutti gli altri. Un ringraziamento veramente particolare ai giovani Malanghe, Bedreddin e Rodrigue, che si sono, come dire, esposti personalmente e molto generosamente, con grande generosità, si sono prestati alla realizzazione di questo progetto. Grazie e chiedo scusa per la mia emozione.
Tigastiu e non Tibiu, un altro sguardo è possibile, questo è il titolo del progetto, nasce come format di seminario da portare in aula. Il titolo prende spunto proprio da quello che è un detto sardo, che significa quando c'è qualcuno che sta per combinare un danno, un guaio, e allora chi è presente appunto dice: ti guardo, ti vedo, ma faccio finta di non vederti. Quindi nonostante tu sia presente, io faccio finta di non vedere quello che stai facendo. E noi abbiamo preso questa frase proprio per trasformarla, perché nel nostro format è Tigastiu e in realtà Tigastiu e Tibiu, perché quel no è eliminato, è serrato, chiuso, proprio perché l'idea era invece lavoriamo sul tema dell'intercultura, dell'incontro con l'altro, della multiculturalità, affinché possiamo veramente guardare, vedere, guardando possiamo veramente vedere chi abbiamo davanti. E soprattutto cosa volevamo ottenere? Noi siamo due psicologhe e che per quante competenze potessimo avere non potevamo mai gestire una roba del genere senza la presenza dei nostri collaboratori che provengono da diverse, diciamo, nazioni e che entrassero in classe alla nostra, come si può dire, al suo livello, no? Cioè che non venissero come dei testimonial, come è solito fare, cioè che non venissero a raccontare la loro storia, perché questo è già stato visto, lo sappiamo già. Non volevamo impressionare le persone, volevamo semplicemente portare un lavoro, lavorare insieme. Quando Gisela mi ha chiamato per spiegarmi questo progetto, avevo alcuni dubbi negativi perché non l'avevo mai fatto, perché non è facile di rimanere davanti i bambini, di farli capire le cose che vuoi dirgli. È un'esperienza nuovissima, cioè ho detto anche rispetto al tema che noi portiamo alle scuole, ho detto ma bambini oppure ragazzi di 6 anni oppure di 9 anni, 8 anni, come capiscono questi temi? Ho detto anche magari io non sarò in grado di farlo. Per me era la prima volta perché io non l'ho mai fatto e era anche molto strano per me perché io ero sempre dalla parte in cui mi faceva sempre le domande e stare così davanti agli altri, gestire, fare io le domande era nuova, era una nuova esperienza per me. Cosa mi è piaciuto di questa idea? L'idea che si possa entrare in un contesto scolastico con delle idee, con una cassetta degli attrezzi ben organizzata sul tema dell'immigrazione, in particolare nell'ottica della composizione, la presenza, la vita delle famiglie miste, e andare a sondare con i ragazzi la loro percezione sul tema. Non si fa molto questo ed è molto importante farlo. Già dal primo esercizio, che è quello che caratterizza un po' tutta la mattina, che è il lavoro delle mappe delle relazioni, ce lo ricordiamo tutti come funziona quello delle mappe delle relazioni, che ogni ragazzo disegna la sua mappa delle relazioni, ponendosi al centro e scrivendo tutti i gruppi ai cui appartiene, nel quale lui si sposta come persona, e dalla famiglia, gruppo di calcio, amici, classe, eccetera. Con quel gruppo, una volta che l'hanno fatto tutti, poi ci saranno dei volontari che vengono a farlo fisicamente nello spazio, utilizzando i loro compagni. Questa è la mia mappa, sono io al centro e quindi magari diciamo nella mia mappa qua vicino ho la mia famiglia, magari la scuola. Diciamo che non posso mettere la scuola vicino con la mia famiglia, quindi la scuola la sposto un po' più lontano. Ho anche un gruppo di amici, che quella fa sempre parte della mia mappa. Anche amici posso mettere, non lo so, magari più a fianco o più lontano. Quindi provate ora in questi fogli che voi avete, facendo una cosa appunto non artistica ma chiara per voi, a creare la vostra mappa delle relazioni. Ognuno di voi ovviamente avrà la sua storia, la sua mappa. Quindi, quella che ha fatto padre
È un esempio, se la facessi io sarebbe un'altra cosa, ci sarebbero altre persone, ci sarebbero altri gruppi. Tu sei qua al centro. Ora la tua mappa la dobbiamo rappresentare qua. Poi calcio Gabriele. Dove lo mettiamo? Più distante della famiglia, più vicino, no? Incominciare ad andare, dai, vai. Uscite con gli amici, sono quello basso. Sì, quello basso? Bassottino? Simpatia. Ora, piano piano, devi fare un lungo spostamento. Come arrivi a scuola? Quanto tempo ci metti la mattina? 10 minuti. A piedi o in macchina? Ti accompagnano? A piedi? Sì. Ok. E di che ruolo hai? Quello prepotente. Allora, cioè a volte mi diverto pure a scuola, però è più la volta che non mi diverto più. Quindi che parola facciamo? Confuso. Ok. In questo momento voi ci avete raccontato una parte della vostra identità, perché dentro questi gruppi avete dei ruoli e questi gruppi per voi hanno un ruolo nella vostra vita. Immaginiamo un po' se questa cosa fatta nel piccolo della nostra quotidianità la estendiamo, la espandiamo a quelli che sono degli spostamenti non più da casa a famiglia o da casa a sport, ma diventa da una casa in un territorio a un altro territorio. Io mi sono spostato dal mio continente, sono arrivato qua in Italia. La mia mappa io ce l'avevo già. La mia famiglia, gruppi di amici, gruppo di sport, il calcio, la scuola anche. Questa era la mia prima mappa che io avevo. Io ora mi sono spostato, sono qua in Italia. Secondo voi la mia mappa come sarà? La devo ricreare di nuovo oppure devo stare con la mappa che avevo io prima? Stare con l'altro e aggiungere qualcosa di nuovo. Stare con l'altro e aggiungere qualcosa di nuovo. Sì. Innanzitutto c'erano ragazzi che non conoscono l'Algeria, cioè è capitato, molti ragazzi hanno detto che l'Algeria si trova in Asia e quindi mi fa piacere far sapere la localizzazione dall'Algeria, dov'è? L'Algeria sta qua, io praticamente abito qua al centro, al nord dell'Algeria, vicino al mare come in Sardegna. Ma cioè, pensate al mio spostamento, al mio esempio. Cioè, io in Algeria facevo una mappa, però quando mi sono trasferito qua, cioè, ho trovato un altro mondo. Cambia di volume. La seconda parte era un'attivazione sui mass media, vi ricordate? Sì. Io do una foto senza titolo, chiedo di commentarla, vedo come la commentano, è una foto neutra, ma qual è il contesto? Perché da quella foto il contesto non si capisce. Per poi andare avanti nel nostro percorso, quindi a parlare appunto di informazione. E come appunto la percezione che la popolazione ha nei confronti di quello che viene veicolato a parte dei mass media e come anche cambiare l'immagine e le frasi possa appunto dare un altro tipo di comunicazione di input. Chiediamo a ogni gruppo di osservare questa immagine e di raccontare, prendendovi traccia magari delle cose, che cosa vede in questa immagine e alla fine dell'analisi che fate di dare un titolo. In un primo momento sono felice per la partenza perché non sanno cosa li aspetta, soprattutto i bambini. Dimostrano anche un po' di tristezza perché hanno abbandonato la casa, la propria terra, la famiglia, sono pronti ad una nuova vita. E poi il titolo Il viaggio dalla speranza. Di fatto in questa immagine è un'immagine neutra. Noi abbiamo pensato di fare un lavoro con quell'immagine così neutra, che in realtà abbiamo appurato fosse neutra, di fare un lavoro e di trasformarla come un articolo di un giornale. Allora, in un articolo questa foto
viene presentata così: aumentano la povertà, le malattie e la delinquenza. Ecco le conseguenze della migrazione. La manipolazione dell'informazione è un processo nel quale siamo costantemente immersi. Sta a noi decidere di approfondire, cliccando sopra quel testo, andando veramente a capire che cosa quel testo ci sta dicendo e prendendoci la responsabilità di andare oltre anche. Quali è che sono le criticità che due persone che si innamorano e si incontrano possono avere nel momento in cui si incontrano e devono avere a che fare con la quotidianità, e partendo dalle difficoltà poi siamo arrivati a costruire proprio quello che poteva essere invece la risorsa, quindi il valore aggiunto dell'incontro, dell'intercultura. Quindi immaginate un po' una coppia che si incontra, un uomo e una donna, per cui si parla di un uomo e una donna, che si incontrano, e quali tipi di difficoltà possono loro incontrare nel momento dell'incontro, perché abbiamo parlato di difficoltà prima, no? Quali sono le prime difficoltà se io sono italiana, ma potrei essere anche di un'altra nazionalità, non è detto, e magari scopro un altro uomo di una nazionalità differente? Quali possono essere le difficoltà? La comunicazione. La prima è la comunicazione. Quindi dicevi le abitudini, quindi abbiamo insomma la comunicazione, che è la prima cosa che è emersa anche nello spostamento, cioè la lingua. Per esempio, avete una ragazza africana, sei italiano, e come potete vivere con un ragazzo africana, e quale comportamento avete? Metti che uno vuole cucinare il maiale e l'altro non può mangiarlo. Ok, quindi per abitudini alimentari. Cioè io in Algeria mangiavo a un modo, però qua in Italia, in Sardegna c'è un altro modo. E poi arrivano i figli. Magari possono trovare difficoltà su come educare i propri figli. Ad Cioè esempio. magari la madre ha un'opinione diversa e il padre non. Come se il padre fosse tipo, come ha detto Leonardo, che vuole decidere lui il futuro della figlia. Stile educativo. Le abitudini, i modi, la religione. L'altro e io siamo portatori di differenze, e le differenze quando si incontrano si possono scontrare o necessitano, ovviamente, se io sto con una persona simile a me, che la pensa come me, che ha le mie tradizioni, che ha i miei interessi, è molto più semplice che troviamo un po' lo stare insieme. Ma questo non vuol dire che stare con chi è diverso da me non possa essere interessante. Ci sono delle differenze e io devo sempre partire dal presupposto che quelle differenze le devo conoscere. Non ci dobbiamo sentire in colpa se qualche volta abbiamo dei pregiudizi e degli stereotipi. Questi esistono, ce li abbiamo tutti, anche col vicino di casa, non c'è bisogno di andare lontano, cioè i pregiudizi e gli stereotipi esistono anche con i vicini. L'importante è riconoscerli, essere consapevoli e andare oltre. Restituzione finale, grande tabellone, grande poster con le famiglie multietniche. Ogni ragazzo chiede, a ogni partecipante si chiede di scrivere una parola che si portano dietro sopra il cartellone. Il cartellone rimane un omaggio alla scuola. Una parola, un concetto, un'emozione, qualcosa che si porta via da questa giornata e di scriverla negli spazi bianchi del tabellone, che rimane qui. Cioè, non è che una persona diversa da me è sbagliata, è una persona con altre culture, io devo imparare ad apprezzare magari le sue, imparare a conoscere, e la persona dall'altra parte deve magari conoscere come me le mie culture. L'incontro con i ragazzi è stato diverso a seconda dell'età. In alcuni casi c'era, come dire, l'entusiasmo di perdere la lezione canonica. Questo inevitabilmente alle volte si è registrato, per poi rendersi conto che in realtà quello che noi portavamo forse era anche più faticoso del lavoro che avrebbero fatto quella giornata con le classiche materie, perché
chiedevamo molto di stare, molto di essere presenti, molto di ragionare, tirandoli in ballo un po' tutti alla volta. Un'altra cosa è che quando riesco oppure riusciamo come un gruppo di trasmettere il messaggio che quando usciamo dal laboratorio oppure siamo convinti che i ragazzi hanno capito tutto e questo mi rende un po' orgoglioso, cioè mi dà una spinta di lavorare di più oppure di sistemare alcune cose per il prossimo laboratorio. Una grande esperienza di andare in classe, sensibilizzare la nuova generazione per fargli capire il mondo come sta funzionando, perché molti non sanno, ascoltano la televisione, il giornale, la radio, quindi servono persone che vanno nel campo per dirgli che quelle che sentite fuori, ma non è detto. All'inizio ci sono altri che magari loro non stanno partecipando al progetto, ma proprio verso la fine diventa proprio interessante, si alzano e vengono a scrivere anche. Siamo sempre andati via con la sensazione che qualcosa era arrivato. Anche quelle persone, anche quegli alunni, anche quei bambini che sembravano più distratti, poi nella restituzione finale, con una frase, con un gesto, con un'emozione che ci lanciavano, ci facevano capire che era arrivato. Eccoci. Bello, no? Chiedo ai nostri oratori di raggiungermi sul palco. Ecco, quindi abbiamo Tigastino TBU è uno strumento, un laboratorio. Abbiamo visto, siamo entrati nelle classi insieme all'equipe del Sicomoro. Il libello di cui ha parlato Stefania Russo, che alcuni di voi hanno, ospita degli articoli, alcune delle persone che stanno andando a sedersi hanno contribuito, altri sono degli ospiti speciali che poi vi presenterò. Ho contribuito anch'io con un articolo al libello e mi sono occupato di comunicazione, naturalmente. Lo accenno perché qui con noi avremmo dovuto avere Vito Fiori, giornalista dell'Unione Sarda, che per problemi di salute non ha potuto essere presente, e quindi spendo 30 secondi soltanto per sintetizzare ciò che cerco di dire nell'articolo, cioè che la comunicazione che qui abbiamo visto in maniera densa, no? Nell'arco di una giornata, accompagnata, spiegata, vive di un filo sottilissimo, sempre pronto a rompersi. È il discorso che facevo nell'introduzione. A me è capitato di vedere i luoghi di origine di molte delle persone, dei popoli, delle nazioni che, travolte dalla guerra spesso, se non dalla miseria, migrano verso l'Occidente scintillante. Ecco, quel messaggio, dobbiamo trovare una complessità nel racconto
e tante persone che sono coinvolte il reporter, sono coinvolte le redazioni, sono coinvolte le direzioni, sono coinvolti gli editori e poi i lettori. Lettori che spesso si trovano davanti a un'alterità che è intraducibile. E allora ecco che la situazione nei fatti giornalistici è tragica, non posso soffermarmi, non voglio soffermarmi sulle carenze del nostro giornalismo, che è estremamente provinciale, proprio perché non saltiamo verso l'alto, non crediamo che la complessità dei luoghi lontani abbia un valore, però ecco che ci sono progetti, meccanismi, prassi come quella di Tigastino TBU che invece sopperiscono e ricostruiscono questa complessità fondamentale. E allora la densità negativa che io percepivo in classe da docente cambia di colore, si rovescia, si ribalta, e avremo modo di parlarne in maniera più specifica con uno dei nostri ospiti. Adesso avremmo bisogno, lo vado a prendere, da dove si passa? I presentatori seri da dove passano? Bene, il microfono alla dottoressa Eva Garau, che è ricercatrice di storia contemporanea presso il Dipartimento di Storia della Facoltà di Lettere, l'Università di Cagliari, che ha studiato le relazioni che esistono fra migrazione, identità italiana, la Chiesa Cattolica, la Lega di Salvini, soprattutto la Lega delle Origini, è, come dire, andata da storica a ricostruire quelli che sono i passaggi operati non soltanto a livello politico nelle carte, ma quello che è un fenomeno più ampio e più scivoloso, più effimero, difficile da inquadrare, ovvero la relazione che la migrazione ha con la nostra identità, che è problematica, ma lascio a lei la parola. Grazie, si sente? Sì. Grazie a tutti, per me è sempre una bella occasione ed è una bellissima occasione essere qui oggi. Ringrazio il Sicomoro, gli organizzatori. Mi dispiace portarvi un attimo via dalla concretezza, dalla quotidianità di questo progetto bellissimo, ma mi consola che ci saranno altri a parlarne dopo di me. Io cerco di essere un po' ambiziosa, in 5-6 minuti vorrei ripercorrere a grandissimi tratti, a brevissimi tratti, quella che è la storia dell'immigrazione in Italia, ma soprattutto la storia del linguaggio, perché oggi siamo abbastanza d'accordo, lo sono gli accademici, lo sono i giornalisti, siamo arrivati a un punto in cui riconosciamo l'immigrazione come un fattore strutturale nella vita delle democrazie occidentali. Tanto è vero che negli ultimi anni abbiamo provveduto a creare delle mappe molto dettagliate che ci descrivono con le varie frecce le destinazioni, le partenze, i luoghi che si lasciano e i luoghi nei quali si arriva. Questo focus è sempre più spesso sul Mediterraneo, che Brodel definisce quel luogo geografico preciso dal quale si snodano le linee degli arrivi e quelle delle partenze, un crocevia antichissimo dove tutto da millenni confluisce, complicandone e arricchendone la storia. In questo Mediterraneo l'Italia viene descritta come il paese che trova il suo destino, che da asse mediano del mare si snoda in un paese che guarda da un lato a ponente, dall'altro tende a levante. Siamo stati meno bravi a costruire la mappa di linguaggio, anche se ci sono tanti studi in corso. Qual è la prospettiva storica? Cosa può offrire lo studio della storia al discorso sui discorsi? Io provo sempre a dividere la storia dell'immigrazione in Italia in macrofasi, con un punto centrale che sono gli anni 90. Perché ripercorrere questa storia, ripercorrere il modo nel quale il linguaggio, il discorso sull'immigrazione è cambiato, significa capire anche come è cambiata la percezione dell'immigrazione negli anni. L'Italia è uno di quei paesi che negli anni 70 vede il trend invertirsi. Tradizionalmente un paese di emigrazione, ne parla tanto la nostra cultura popolare, dalla canzone al cinema, alle immagini delle Little Italy nel mondo. Negli anni 70 questa tendenza si inverte. L'Italia inizia a ricevere più persone di quante in realtà partano, ma ci vorranno ancora 2 decenni, ancora 20 anni perché se ne prenda coscienza.
Questo non significa che l'immigrazione, trascuro le cause, cioè perché i migranti smettono di andare nell'Europa del Nord e iniziano ad arrivare nell'Europa del Sud, magari ne parliamo un'altra volta, ma quello che conta è che per molti anni questa immigrazione è, come dire, è passata inosservata. C'erano anche prima gli stranieri, c'erano le persone che arrivavano dalle ex colonie, c'erano molte donne somale, eritree che arrivavano in Italia già a partire dall'immediato secondo dopoguerra. Solo negli anni 70, con l'arrivo delle cosiddette badanti, e qui entriamo nel linguaggio, l'Italia si rende conto che qualcosa si sta muovendo. Però le donne impiegate nel settore domestico e della cura alla persona sono invisibili, sono migranti a problematiche, non pongono problemi non sono viste come competitori nel mondo del lavoro, al contrario dei primi migranti, per esempio tunisini che arrivano in Sicilia. Il settore del lavoro domestico e della cura alla persona non è regolamentato, queste donne hanno pochi diritti, pochissime rivendicazioni, la stampa spesso le definisce mansuete. Inoltre sono generalmente cristiane, spesso cattoliche, vengono preparate in patria a questo viaggio che si apprestano a compiere. Non compaiono sui giornali. L'immigrazione è un fatto del quale parla solo occasionalmente la Chiesa. La Conferenza Episcopale Italiana si riferisce spesso agli stranieri, pensando però soprattutto ai cattolici in paesi non cattolici. Anche lì, verso la fine degli anni 70, sarà la Chiesa a iniziare a parlare di diritti della persona per quanti arrivano in Italia per lavorare. A lungo i lavoratori in Italia, l'Italia non ha una legislazione sull'immigrazione una vera legge fino agli anni 90, la legge Martelli. Nel 63 però c'è un decreto, l'Italia ha firmato la Convenzione per i diritti internazionali per i diritti dei lavoratori, e gli immigrati sono visti come lavoratori, esclusivamente come lavoratori. Passiamo da un'epoca che Einaudi felicemente ha definito dell'immigrazione senza politica, dove non c'era dibattito politico, dove il discorso sull'immigrazione non sfociava mai in un discorso sull'identità. I due dibattiti non si intersecavano mai. Negli anni '80 in Italia riprendiamo a parlare dell'identità italiana, che era tabù, perché dopo il fascismo era appannaggio di una destra estrema il discorso sull'identità. Parliamo degli effetti della resistenza, degli strascichi della guerra, del fascismo, ma l'immigrazione non entra a nessun titolo nella definizione di quella che è vista come un'identità omogenea. Quando cambia questo? Cambia in quella che io chiamo l'era della solidarietà. Alla fine degli anni '80 ci sono una serie di episodi in Italia di aperto razzismo che mettono a dura prova l'idea, anche quello forse uno stereotipo, degli italiani brava gente. In particolare l'omicidio del bracciante sudafricano Jerry Maslow a Villa Literno nell'agosto dell'89, che dà vita a una serie di manifestazioni. Assistiamo per la prima volta a quella mobilitazione dal basso che contribuisce fortemente a cambiare il linguaggio e il discorso sull'immigrazione, al punto che l'opinione pubblica chiede a gran voce l'introduzione di una normativa sulla tutela delle minoranze linguistiche, religiose, eccetera. Questa era della solidarietà, che è segnata dalla legge Turco-Napolitano, presenta un nuovo cambio di passo per quanto riguarda il linguaggio, e questo emerge chiaramente se si va a vedere il testo di legge e gli articoli di giornale che descrivono l'iter parlamentare. La legge parte avendo come punto di riferimento il multiculturalismo come modello positivo. In corso e coinvolge dal basso tante associazioni cattoliche, della società civile, ci sono i Verdi, c'è in parte la CEI, ci sono le associazioni di migranti, i sindacati. È una legge molto aperta, molto inclusiva, che però in corso d'opera cambia un po' il linguaggio, al punto che i centri di accoglienza diventano centri di identificazione e di espulsione. Si passa dall'era della solidarietà incondizionata a una solidarietà più frenata, più condizionata, perché nel frattempo sono successe due cose importanti. Nei primissimi anni 90 abbiamo avuto gli sbarchi degli albanesi che la stampa definiva in principio, nei primi sbarchi di marzo-aprile, definiva i nostri fratelli dell'altra sponda dell'Adriatico. Con lo sbarco della nave Vlora, partita dal porto di Durazzo e arrivata poi a Bari, tutto cambia, perché all'improvviso gli albanesi sono gli invasori. Questi fratelli dell'altra sponda dell'Adriatico, i nostri politici che ci invitavano
ad adottare un fratello albanese, all'improvviso presentano gli albanesi come pericolosi, ingestibili, inclini alla criminalità. Le immagini di questi cittadini partiti da Durazzo, ammassati nello stadio di Bari, fanno il giro del mondo e contribuiscono in parte a scioccare l'opinione pubblica. In Italia ancora si oscilla fra accoglienza, fra solidarietà, e però inizia a crearsi una certa ansia. Un'ansia che gradualmente viene cavalcata da chi? Da un nuovo importante attore politico, che è la Lega Nord di Umberto Bossi, il risultato di quell'agglutinazione di quell'unirsi di varie leghe autonomistiche, che partecipa nel 94 al primo governo Berlusconi, e all'improvviso quel partito un po' folcloristico, con istanze, quel movimento di protesta che nessuno prendeva sul serio, con un linguaggio fino a quel momento giudicato inaccettabile. Non so se ricordate i proiettili di gomma, insomma il lancio di banane, che è stato insomma recente, fino a quando è stato rivolto al ministro Cécile Kyenge. All'improvviso, cioè non all'improvviso, gradatamente la Lega e il suo linguaggio diventa istituzionalizzato, anche per aver vestito la casacca del governo Berlusconi, e quindi acquista in un certo senso legittimità. È destinata a cambiare completamente il linguaggio. Dall'era della solidarietà, scusate se corro, passiamo alla svolta identitaria. È quella che vede la Lega impegnata nella scrittura, nella stesura della Bossi-Fini. La Bossi-Fini non cambia tanto a livello legislativo, riporta il legame fra il contratto di lavoro e il permesso di soggiorno, ma questa è una cosa che esisteva già, la priorità nel lavoro agli italiani esisteva già da quel decreto che ho nominato prima del 63. Cosa cambia però? Cambia che per la prima volta in un testo di legge compaiono, nelle lettere di accompagnamento per la discussione parlamentare del testo di legge, compaiono parole nuove: clandestino, extracomunitario, casa loro, casa nostra, aiutiamoli a casa loro, eccetera. Contemporaneamente, ma non cambia molto altro, qualcuno ha definito la Bossi-Fini un contenitore vuoto. Normativamente tutto ciò che di estremo viene proposto non passa. Per esempio, non passa la proposta dell'introduzione del reato di clandestinità. Sì. Eppure nel 2013 Renzi si impegna ad abolire il reato di clandestinità e quindi la Bossi-Fini. E Repubblica riprende la notizia, il Corriere riprende la notizia, nessuno viene in mente di dire che il reato di clandestinità non è passato con la Bossi-Fini. Perché lo racconto? Non per raccontare di un errore, ma per dire che quel linguaggio così pervasivo ha condizionato il pensiero dell'opinione pubblica, che ha dato per scontato che la clandestinità fosse reato dal 2000, dalla Bossi-Fini, non dal 2009, dal 2002, non dal 2009. Col pacchetto sicurezza si chiude il cerchio, non solo si dà più libertà d'azione ai prefetti, ma si inizia a parlare costantemente di sicurezza. Non a caso è chiamato pacchetto sicurezza. Questo vale anche per l'ultima norma firmata da Salvini, nella quale si discute insieme all'immigrazione la gestione dei beni sequestrati alla mafia, il DASPO negli stadi, l'uso del teaser elettrico, tutto nello stesso documento nel quale si tratta l'immigrazione. In mezzo abbiamo avuto una breve parentesi nella quale abbiamo cercato di discutere una riforma dello ius soli, lo chiamiamo ius soli temperato perché un po' ci fa paura. Un'ultima cosa. Quello che è diventato, quando io parlo di istituzionalizzazione del linguaggio, parlo del fatto che sempre più spesso i media usano metafore di guerra, trincea, una guerra, i musulmani sono una bomba a orologeria. Non so quanti di voi hanno notato che i musulmani non vengono più chiamati musulmani nei programmi televisivi in prima serata, nei talk show, vengono chiamati islamici. Usiamo dei termini neutri. Recentemente un cardinale, parlando alla CEI, ha detto apriamo le porte di casa nostra. Cioè, stava dicendo accogliamo, ma stava usando un linguaggio che noi ormai abbiamo inglobato. Con il Covid questa situazione si è aggravata. A quella generale attribuzione di degrado, di malattia psichica e fisica si aggiunge lo stereotipo dell'untore, di colui che arriva per spargere una malattia e per usufruire delle risorse che vengono sottratte agli italiani per la cura. Mi fermo qui. Il concetto con il quale vorrei concludere è il fatto che quello che è venuto a mancare in questi anni è l'accettazione della complessità. L'Italia è il paese nel quale la percezione degli immigrati è più sfalsata rispetto alla realtà. Noi crediamo che ci siano 4 volte il numero degli immigrati, si è parlato tanto di percezione, è però il paese europeo nel quale si parla di più di immigrazione in TV. E questo
rende il problema immigrazione un problema percepito come urgente. Io mi fermo qui, però sarebbe bello qualche volta tornare alla complessità. Grazie. Sanifichiamo il microfono che va all'avvocato Farneti di UF, che non è intervenuto nel libro, ma saprà raccontarci non solo gli aspetti legali, legislativi, ma anche quello che è un vuoto, l'assenza di un vero e proprio strutturato processo di integrazione. Avvocato. Grazie. Ultima, solo una nota, cerchiamo di stare dentro i tempi perché dobbiamo essere, come dire, stare dentro il limite del... In effetti la dottoressa che mi ha preceduto ha, direi in maniera veramente elegante e raffinata, ha trattato in maniera molto delicata, ma fondamentalmente ha toccato tutti i punti, diciamo, più significativi della mia relazione. Quindi eventualmente potrei comunque ripercorrere la mia relazione, però in alcuni punti, appunto i momenti più salienti, la dottoressa diciamo, li ha trattati. Quindi io il mio intervento diciamo, verterà su 3 punti. Cercherò naturalmente che la prima parte è leggermente ampia, però cercherò di essere veramente il più breve possibile. Quindi il mio primo punto consisterà nel cercare di ripercorrere quindi i momenti più significativi di come l'Italia abbia reagito diciamo, di fronte al fenomeno migratorio a cui è sottoposta sin dagli anni 70. Dunque, sì, difatti verranno analizzate le diverse normative emanate diciamo, dai vari governi nel tempo. Per quanto riguarda la regolamentazione appunto degli immigrati nuovi arrivi. Poi il secondo punto andrò un po', ma molto brevemente, ad analizzare se in Italia c'è un modello di integrazione e se ci sono dei progetti di modelli di integrazione per quanto attiene alla seconda generazione degli immigrati. E poi il terzo punto dovrebbe consistere sul ruolo che una parte della società civile ha svolto e continua tuttora a svolgere per quanto attiene all'attività molto difficile di accoglimento e di integrazione degli stranieri nuovi arrivati. Però io, dottore, se lei è d'accordo, io per non diciamo, annoiare diciamo, il nostro uditorio, salterei la prima parte e parlerei direttamente del modello di integrazione che c'è in Italia e se c'è un modello integrativo. Così vi evito anche di prendervi tutto questo tempo, visto che la dottoressa fondamentalmente lo ha trattato. Quindi non farei altro che ripetere, quindi appesantire la situazione, credo che non sia il caso. Ora, salvo quindi la prima parte, evidentemente devo un po' cercare di spiegare la seconda parte. La seconda parte diciamo, l'ho intitolato così, il modello di integrazione italiano. Diciamo che l'Italia, a differenza di altri paesi europei, si potrebbe dire che non abbia un vero e proprio modello di integrazione. E ciò alcuni studiosi ritengono che sia dovuto diciamo, al ritardo con cui il fenomeno migratorio si è diffuso nella nazione. L'opinione pubblica e anche i vari governi che si sono susseguiti negli anni hanno trattato l'immigrazione come un problema temporaneo. È sempre stato così, cioè un problema di tipo emergenziale. E di conseguenza non hanno considerato nei dovuti modi il problema dell'accoglienza. Quindi il modello italiano si potrebbe dire un modello di tipo misto, cioè tra il sistema assimilazionista, cioè quello francese, che fondamentalmente consiste nel riconoscimento dei diritti diciamo, ai singoli individui
e utilizzando come criterio guida il principio di laicità, che poi ultimamente è un criterio che fortemente è entrato in crisi. E poi il modello inglese, diciamo, è multiculturalista, ovvero un organismo che si basa sul riconoscimento dei diritti sia di individui in quanto tali che di gruppi sociali. Il problema però è che in Italia gli immigrati provengono da paesi diversi e non da ex colonie, l'ha sottolineato la dottoressa. Io mi trasformo subito in uno studente, da ex colonie come la Francia, ad esempio, o l'Inghilterra, per cui questi due modelli, assimilazionista francese e multiculturale inglese, non riescono a raggiungere, diciamo, l'integrazione come è avvenuta in altri paesi. In Italia, infatti, la situazione migratoria è molto diversificata. L'opinione pubblica, infatti, si divide sulla scelta del modello più idoneo. Secondo alcuni, un grande passo verso l'integrazione sarebbe stato l'approvazione del disegno di legge sullo ius soli. Anche qui la dottoressa l'ha toccato sullo ius soli. Quindi, dunque, sulla concessione della cittadinanza per i figli di cittadini stranieri. Io preferirei dire riconoscimento, perché magari sarà un problema terminologico, però diciamo, anche nella forma a volte c'è anche la sostanza, perché diciamo, la concessione è una cosa che mi fa pensare più alla discrezionalità della pubblica amministrazione. Qui si tratterebbe più che altro di un riconoscimento di un diritto, perché si tratterebbe di cittadini che sono di fatto italiani, ma formalmente non lo sono. Quindi ecco il motivo per il quale io preferirei adoperare il termine riconoscimento, come il termine di cui l'articolo 2 della Carta fondamentale, e non concessione. Si può concedere una patente guida, la carta d'identità, dove fondamentalmente, anche qui, anche se l'esempio è sbagliato, perché fondamentalmente la pubblica amministrazione non avrebbe nessuna forma di discrezionalità, perché se ci sono i presupposti rilascia il documento. Ecco, questo disegno di legge dovrebbe prevedere due modi di ottenere la cittadinanza. Lo ius soli temperato, che considera cittadino italiano il figlio di due stranieri che risiedono in Italia se almeno uno dei due possiede il permesso di soggiorno di lungo periodo e vive sul suolo italiano da almeno 5 anni. E poi c'è d'altra parte l'ius culturae, che considera invece cittadino italiano i minori nati in Italia o arrivati in Italia prima dei 12 anni, che abbiano frequentato o promosso almeno 5 anni di scuola. Per quanto riguarda invece i ragazzi di età maggiore di 12 anni e minori di anni 18, otterranno la cittadinanza dopo aver risieduto in Italia per un minimo di 6 anni ed essere andato regolarmente a scuola, completando un ciclo scolastico con conseguimento di un diploma per le scuole elementari o le scuole medie. Però potrebbe anche chiederlo chi, non ancora maggiorenne, però che sia entrato in Italia e che vi risieda da almeno 6 anni e che comunque abbia completato un percorso di studio, quindi ottenendo un diploma alla fine. E poi d'altra parte c'è il modello, secondo altri, il modello interculturale, cioè è quello più adatto alle ondate migratorie presenti in Italia, perché i paesi di provenienza degli immigrati sono molti e molto differenti tra di loro. Quindi attualmente non c'è ancora un modello di integrazione della seconda generazione, cioè attraverso quale via un cittadino straniero di seconda generazione, cioè nato in Italia da genitori stranieri o comunque arrivato in Italia in una tenera età, come può diventare italiano? Attualmente sicuramente si dice che, è la legge che lo prevede, cioè che un figlio di immigrati nato in Italia possa diventare italiano quando avrà compiuto 18 anni
e che abbia quindi risieduto continuamente e ininterrottamente in Italia e legalmente. Cosa molto difficile, perché più delle volte può essere figlio di 2 immigrati senza permesso di soggiorno, quindi diventa molto difficile. Dunque, allo Stato, in Italia non si può dire che ci sia un modello di integrazione per i cittadini di seconda generazione. Allo Stato a me non risulta. In tutto questo mi sono chiesto, però tanti altri studiosi si sono chiesti, qual è il ruolo della società civile oppure di una parte che la società civile, diciamo, gioca in questa attività di accoglimento e integrazione. Ecco, in questa situazione una piccola parte della società sostiene che l'immigrazione sia un bene, che sia necessario sotto il punto di vista economico e sociale, e quindi sostengono che ci sia bisogno di una immigrazione contenuta che possa arrecare benefici al Paese e quindi di conseguenza bisogna iniziare a costruire un modello di integrazione. In questa situazione di mancanza di, tra poco concludo, in questa situazione di mancanza di un vero e proprio modello di integrazione è invece da elogiare, come dicevo poc'anzi, il ruolo svolto dalla società civile italiana. Mi riferisco ai centri sociali, gruppi religiosi, cooperative e la cittadinanza attiva che hanno contribuito in maniera veramente significativa a dare supporto al processo di integrazione dei neoarrivati sul territorio nazionale. Le attività svolte sono le più diverse, insegnamento della lingua italiana, educazione alla cittadinanza, lavori socialmente utili, assistenza agli anziani e ai disabili, raccolta rifiuti e addirittura anche sono capitati casi di assunzione a tempo indeterminato per queste aziende italiane. L'Italia dunque ha potuto contare sulla vocazione accogliente e assistenzialista, a me anche se l'ho scritto non mi piace moltissimo come termine, di una buona parte della società che ha visto l'immigrazione recente non come una minaccia dalla quale bisogna difendersi, ma un'opportunità per crescere e migliorarsi. Grazie. Adesso la parola passa a Laura Longo, sociologa, docente, che ci parlerà, ci racconterà quello che è il percorso delle generazioni involontarie, termine che ha utilizzato nel suo articolo, e al problema dell'identità. Abbiamo visto il problema dell'identità italiana, l'avvocato Diouf ha accennato cortesemente nella sua brillante sintesi a quelle che possono essere le implicazioni. Adesso abbiamo la possibilità di approfondire questo tema con la dottoressa Longo. Prego. Grazie. Mi sentite bene? Ok. Allora, io prima di intervenire voglio veramente ringraziare dal profondo del cuore Sicomoro, nelle persone in particolare di Antonella, di Stefania e Gisella, che mi hanno veramente accolta qui. Come si sente, io non sono di Cagliari, non sono sarda, però sin dai primi mesi in cui ero qui sull'isola è cominciata una collaborazione umana, professionale con loro che mi arricchisce sempre, quindi grazie davvero. E poi grazie a Luca perché in maniera veramente molto attenta ha letto tutti i nostri contributi e ha saputo legarli, quindi grazie per la tua attenzione. E grazie a voi ovviamente che sfidate la pandemia insieme a noi, e grazie per essere qui attorno a questo tema così delicato, così complesso, perché veramente ha tanti appigli, tanti punti di discussione assolutamente aperti. All'interno, diciamo, il mio intervento all'interno di questo libro, di cui anch'io sono orgogliosa, all'inizio non doveva essere un libro, adesso invece ce l'abbiamo tra le mani, è nato da una chiacchiera, da un colloquio, da un dialogo come spesso ne abbiamo con Gisella, in cui riprendeva la mia esperienza diretta rispetto alle nuove generazioni, esperienza che io ho ogni giorno in classe,
perché per fortuna abbiamo tanti ragazzi di nuova generazione in classe, nelle classi superiori, io mi riferisco alle superiori, attraverso uno specifico progetto che in realtà mi ha fatto conoscere Cagliari. E allora qui già cadrebbe il primo stereotipo, cioè tu italiana hai conosciuto Cagliari attraverso degli stranieri? Perché le nuove generazioni o generazioni involontarie sono considerate straniere. Negli interventi che mi hanno preceduto è stato detto molto chiaramente che le parole sono importanti, è stato detto in maniera diretta o indiretta, però abbiamo purtroppo notato che parole come clandestino sono utilizzate e abbiamo anche notato, grazie per tutta insomma, la parte giuridica che evito di fare io perché è già stata ampiamente affrontata, notiamo anche che le nuove generazioni, cioè i ragazzi che sono nati qui o sono venuti qui in giovanissima età, che a volte conoscono la lingua dei propri genitori solo perché parlata in famiglia, ma che generalmente si esprimono in italiano oppure in sardo, nel caso specifico qui in Sardegna, ciò che dovrebbe regolamentare la loro cittadinanza, che appunto non è una concessione ma un riconoscimento vero e proprio, viene inserito all'interno di un pacchetto che è chiamato decreto sicurezza e anche adesso con il rimaneggiamento di questo decreto nuovamente si parla di ius soli, si tenta in maniera maldestra, approssimativa, di parlare di ius soli, sempre associato al discorso sicurezza. In realtà stiamo parlando di ragazzi che sono appunto generazioni involontarie, nel senso che sin da piccoli, il termine chiaramente non è mio, di Tahar Ben Jelloun, e quindi io l'ho ripreso all'interno dell'articolo, sono ragazzi che hanno seguito in tenera età i propri genitori con ricongiungimento, oppure appunto sono nati qui e che vivono una confusione esistenziale che è propria degli adolescenti, dei giovani, ma che in loro è doppia, è tripla ed è pesantissima. Quindi quello tra ius soli e ius sanguinis, quindi sulla cittadinanza, va a impattare su un vissuto che già di per sé è complesso. Sicuramente si stanno costituendo e sono costituiti dei movimenti che reclamano questo diritto, in particolare tanti ragazzi esprimono la volontà di votare, di poter votare, loro non possono votare se non chiaramente dopo aver ottenuto la cittadinanza, e quindi molti dicono io voglio rappresentare anche le mie istanze, oppure voglio che nella mia città ci sia qualcuno che mi rappresenti e io non posso farlo, non sono nessuno. Pubblicamente. E però diciamo, se il discorso pubblico rispetto alle nuove generazioni, ai nuovi italiani è connesso in maniera sicuramente diretta alla legge, alla politica, che continua a essere miope purtroppo, chiaramente c'è tutto un altro discorso che è quello intimo di questi ragazzi che trovano modo di esprimersi, di esprimere il proprio caos, le proprie domande. C'è uno psicologo umanista, Maslow, che dice uno dei bisogni più importanti dell'essere umano all'interno della piramide dei bisogni è quello di appartenenza. E una delle domande più pressanti di questi ragazzi è: di dove sono, a cosa appartengo, in cosa mi riconosco, che è una domanda che, se vogliamo, ci poniamo tutti, però probabilmente alcuni con un vissuto diverso, con maggiore insistenza. E quindi per fortuna esiste l'arte, per fortuna esiste la cultura, per fortuna esistono i social in questo caso. Attraverso i social, attraverso delle web serie, attraverso le canzoni, attraverso delle opere appunto di ingegno, di arte, come film, molti ragazzi delle nuove generazioni producono in maniera incessante e interessante delle riflessioni sul proprio vissuto. Possono essere poesie, possono essere racconti, possono essere veri e propri reportage. C'è Ijab Ashego, che da questo punto di vista è magistrale, i suoi articoli su Internazionale sono sempre fonte di illuminazione, diciamo.
E però ci sono anche quei ragazzi, appunto, gli Instapoet, cioè quelli che su Instagram esprimono il proprio dissenso, disagio, oppure gioia nel conoscere più lingue e quindi sapersi esprimere secondo universi diversi e integrando questa grande ricchezza in loro. Quindi per fortuna che c'è tutto questo, per sfortuna che siamo ancora a questo punto in Italia. Speriamo che appunto il riconoscimento di questi ragazzi avvenga presto, perché devono essere il cambiamento di cui noi abbiamo necessariamente bisogno. Grazie. Ecco. Insomma, dopo al quarto intervento vi rendete conto dell'armonia che esiste dentro il libello, un'armonia spontanea, devo dire. Adesso passo la parola al professor Marco Zurro, che insegna sociologia economica nel Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Cagliari, che ha una doppia veste, quella di articolista e quella di sociologo, che ha partecipato organicamente a Tigastiano TBU con la lettura e l'analisi di un questionario e che ci ribalta quella che, devo dire, era anche una mia prospettiva. Ci dà un'immagine diversa, la sua analisi ci dà un'immagine diversa, ed è opportuno ascoltarla prima di entrare di nuovo in classe con le prossime due oratrici. Professore. Grazie Luca, buonasera a tutti. Anch'io voglio iniziare come la collega che mi ha preceduto con ringraziare Stefania, a cui mi lega un'amicizia ultra trentennale. Eravamo studenti di scienze politiche insieme, ci conosciamo da una vita, e il suo impegno in Sycomore e con tutta la sua storia progettuale, a cui ho aderito con molto piacere, con molto entusiasmo, insomma. Ça va sans dire, insomma, sta nelle cose. L'operazione è molto sintetica, che magari cerco di fare così, inventando sul momento, perché non sapevo dove andassero a parare i miei colleghi relatori oggi, è legare l'affresco macro che ha fatto Eva, il collega avvocato, la collega che mi ha preceduto sul palco, all'esperienza di Tigastiano TBU, perché gli affreschi sono stati sia sul piano normativo sia sul piano dell'orizzonte, della descrizione dell'affresco storico fatto da Eva Garau, molto puntuali. Ci sono tre ambiti che possiamo indagare, cerchiamo di legarli con sta roba qua, cioè Tigastiano TBU, dove Tigastiano TBU come laboratorio, come esperienza va a legarsi. C'è la storia dell'Italia, quindi un livello molto macro nella sua trasformazione di statuto di paese, da paese di emigrazione a paese di immigrazione. C'è sta roba qua. C'è come la classe politica ha gestito questa roba qui. E Eva è stata molto chiara su certi ruoli di certi partiti. Quindi c'è la classe politica, la nostra storia, c'è come i media hanno interpretato queste due cose insieme, e poi ci siamo noi, cioè c'è la sfera della società civile. Ovviamente l'avvocato l'ha messo in conto, la classe politica ha generato una architettura di tipo normativo su come noi dovremmo comportarci, però la società civile si comporta a volte in maniera molto distinta da come certi partiti al governo producono aspettative di comportamento. Quindi cerchiamo di legare, fare un esperimento del genere, consentitemi, sto cercando di legare questa roba qua. Allora, partiamo dal livello macro. L'Italia ha una storia coloniale da pezzente, meno male, nel senso che abbiamo avuto un imperialismo, lo dico alla cagliaritana, caddozzo proprio, cioè abbiamo avuto un'esperienza tragicissima in Grecia, in Albania, in Libia, in Somalia, però tutto sommato non siamo né la Francia, non siamo l'Olanda, non siamo la Spagna, non siamo il Portogallo, quindi tutto sommato ciò che ci lega nei primi processi migratori
nella storia di oppressione delle colonie, quindi di richiamo, neanche sta a vedere ciò che è successo in Francia. Cioè le prime somale che sono arrivate, voglio dire, attraverso la Chiesa, che ha ancora tuttora un ruolo importantissimo. Sta uscendo adesso un mio pezzo su un quaderno di sociologia sulle sarde che ancora vanno in Germania alla Ferrero a lavorare, a fare moscerie tuttora, ogni anno 600 sarde più o meno stanno lì, e la Chiesa ha un ruolo fondamentale, c'è sempre stata la Chiesa. Però tutto sommato l'Italia c'ha sto ruolo qua, per cui da questo punto di vista ha una storia in cui tutto sommato la sofferenza conta più dell'accoglienza, noi siamo partiti più che accogliere. Quindi sta roba qua ha inciso in maniera molto rilevante sul fatto che ad un certo punto arrivano. Cavolo, arrivano. Io mi ricordo, ero bambino con i miei genitori, la prima volta che ho visto un ragazzo di colore, avrò avuto 6 anni, era un giocatore di basket, era altissimo, cioè che cos'è sta roba qua? Cioè, avevo 6 anni, ne ho 56, quindi 50 anni fa. Ora, incomincia a arrivare gente, prima dalla Somalia, dall'Eritrea, però tutto sommato è molto contenuta, la Chiesa media molto, c'è una selezione sull'affidabilità, sulla onorabilità nell'ingresso delle famiglie, c'è tutto un discorso che funziona tuttora nelle istanze di mediazione che la Chiesa garantisce. Sono paesi con una cultura e un'esperienza di fede nell'intimo delle persone abitate, abbullonate nel cristianesimo declinato nel cattolicesimo. Le Filippine, tutta l'esperienza dell'emigrazione filippina, sia in America sia qui, è gestita dalla Chiesa in maniera molto rilevante. E tra parentesi dico meno male, fino a un certo punto, però meno male, possiamo anche tornarci su questo punto. Però a un certo punto arrivano anche da altre parti. E in Sardegna, vabbè, facciamo un discorso domestico, cioè c'è questa etichetta che spendiamo su tutti, un marocchino. Cioè il marocchino può essere anche il senegalese. Cioè, allora, arrivano da paesi distinti, con culture e una sedimentazione, un'arena di fede molto distinte da quella cattolica, e noi li etichettiamo così. Sia in Sardegna che però l'Italia, il punto è questo, non voglio annoiarvi a lungo. L'Italia arriva impreparata a sta faccenda. A differenza della Francia, dell'Inghilterra, i modelli di cui ha parlato il nostro amico avvocato, loro avevano avuto il tempo di prepararli. Noi siamo arrivati sconcertati, impreparati, e questa impreparazione, ma lo stiamo vivendo adesso col Covid, cioè ce la trasciniamo a lungo come una cultura disorganizzativa, cioè, ma non solo nella relazione con l'altro, nella relazione anche con un virus, cioè, che è anche un altro, cioè, ma ce l'abbiamo proprio dentro. Quindi c'è a livello macro, e chiudo, questo sottofondo importante che incide, perché poi incide sul quotidiano, perché quando tu produci la Bossi-Fini o produci altre cose, l'esito quello è un esito, l'hanno citato, adesso non mi ricordo chi, è un esito di tipo emergenziale. L'emergenza si attiva quando sei impreparato, e noi siamo sempre impreparati. Il punto è questo, c'è sta roba qua. L'Italia è, da questo punto di vista, un caos disorganizzativo di tipo secolare, ma anche, adesso non voglio andare troppo indietro, per come si è costruito lo Stato italiano, però vabbè, questa è un'altra faccenda. Poi c'è la sfera politica. La sfera politica incide, ovviamente, produce quella disorganizzazione, la riceve, si difende, cerca di definire particolari stili di comportamento attraverso la produzione normativa verso gli stranieri, o verso le coppie, verso lo ius sole, o verso il diritto l'acquisizione di diritti di cittadinanza di diverso tipo. E da questo punto di vista la nostra storia è abbastanza bizzarra, è molto bizzarra, ma moltissimo bizzarra, perché c'è
tutto sommato, sia la Napolitano che le altre a seguire, le altre norme, c'è un'idea di continuo scolorimento delle prassi, delle possibilità di accoglienza che declinano verso una dimensione di ostilità. Però che sia più o meno accoglienza alla Napolitano, che sia un discorso di ostilità con la Bossi-Fini, però di fatto le più grandi situazioni di impatto sono stati i processi di inclusione degli irregolari. Cioè, i processi di inclusione degli irregolari sono stati veramente importanti, perché la classe politica poi ha declinato, senza una narrazione esplicita, quella che è la soluzione del tuo statuto di irregolarità per funzioni puramente economiche. Devo sollecitare un po' tutti, mi perdoni, perché alle 21 arriva la seconda platea. Quanti minuti ho, Luca? Abbiamo altri 2 interventi, quindi ti chiederei, Marco, se poi di introdurre ciò che, dopo questa visione, ti chiederei di introdurre rapidissimamente la lettura dei questionari, e poi passeremo agli ultimi 2 interventi. Scusa. Chiedo scusa. No, ma è il mio vizio. No, siamo tutti in ritardo. Sì, sì. Comunque, la classe politica ha giocato sporco in questo senso, garantendo poi di fatto che cosa? Badanti, gente che lavorava in agricoltura a salari ridicoli, se non da servi della gleba. Poi ci sono i media. C'è la società civile. Dentro la società civile, gioca questo duetto, c'è Sicomoro. E c'è ciò che con Sicomoro abbiamo fatto per cercare di capire come i media, molto spesso, l'ha detto Luca prima, letteralmente servi, senza nessun tipo di soglia, di struttura critica verso il potere, ha declinato, ha raccontato, ha narrato ciò che consentiva a certe posizioni di potere. Questo è stato incredibile nella storia dei media. Però i media da soli, e questo è il punto, non bastano, perché l'esperienza di Sicomoro, e ciò che abbiamo rilevato attraverso quello che doveva essere un doppio step, una prima somministrazione questionaria sull'esperienza a distanza di 6 mesi, cioè cosa rimaneva nell'intimo di queste persone, i ragazzi hanno dimostrato, i ragazzi che hanno vissuto l'esperienza fantastica che avete potuto vedere nei video dei Tigassi Nutibiu, hanno potuto mettere in evidenza un grandissimo margine di autonomia dalla pressione dei media. E questo è il punto importante, perché poi c'è internet. Allora, sta roba qua, cioè, dobbiamo cominciare a parlare, cioè, la carta stampata sta andando a picco. Letteralmente. E i ragazzi stanno incominciando, molto probabilmente, questo è il punto, a costruire, perché questo hanno raccontato nelle loro risposte agli items del questionario, un grande margine di consapevolezza e discrezione, di autonomia di giudizio rispetto a quelle che sono le categorie stigmatizzanti verso la dimensione migratoria e verso la dimensione di grande esperienza, una grandissima esperienza di contaminazione come quella che è delle coppie miste, perché la coppia mista è un laboratorio che non sai come va a finire. E i modelli di cui parla l'avvocato, molto spesso le coppie miste, cioè li negano, perché una società poi non sa mai attraverso questa dinamica esperienziale dove sostanzialmente, non normativamente, sostanzialmente va a finire nelle relazioni sociali. Ecco, questo è il punto che volevo definire. Alla fine quello che viene fuori è un'esperienza in cui la società civile poi nel micro e nel meso è capace, attraverso, probabilmente grazie a una struttura di gestione autonoma delle informazioni, di costruirsi un'idea dell'altro molto diversa da quello che la classe politica
ha intenzione, volere e potere di far passare. Scusate se ho preso troppo tempo. No, grazie. Così come dire, l'armonia è composta da tutti, anche il ritardo lo è. Allora chiamo sul palco la professoressa Chiara Astolfi e la professoressa Maria Grazia Pistis per il loro intervento. Scendiamo, come dire, arriviamo dentro, torniamo dentro le classi, sì, forse per evitare. Sono ben felice che gli ultimi due interventi tornino in classe. La professoressa Chiara Astolfi insegna nel centro per gli adulti che si è trasformato in un laboratorio soprattutto negli ultimi anni, e la professoressa Maria Grazia Pistis invece insegnava fino a poco tempo fa presso l'Istituto Tecnico Giua. In entrambi i contesti, in entrambi i luoghi è passato Tigastiu e non Tibiu, con il suo laboratorio, con il suo strumento. Allora il racconto. Buonasera, io mi chiamo Chiara Astolfi, insegno lettere al CPA 1 di Cagliari e mi divido tra la nostra sede centrale, che si trova nel quartiere di San Michele, in via Trincea delle Frasche, e il carcere minorile di Quartucciu. I centri per l'istruzione degli adulti raccolgono l'eredità dei corsi serali, i corsi per i lavoratori, e organizzano corsi gratuiti di alfabetizzazione primaria, di corsi per la licenza media, corsi per il biennio della scuola superiore. Il nostro mondo è un mondo particolarmente vario, comprende ragazzi che hanno abbandonato precocemente la scuola e sono fuori dall'obbligo formativo, migranti che sono arrivati recentemente in Italia, o anche stranieri che si trovano, diciamo, da tanto tempo in Italia, che appartengono a comunità che ormai sono radicate in Sardegna, e adulti di ogni età che in qualche modo decidono di ritornare tra i banchi di scuola. Molti di loro hanno attraversato la scuola tramite il fallimento, hanno abbandonato la scuola per questioni economiche o perché non sostenuti dalle loro famiglie. In alcuni casi accogliamo persone che non sono mai state a scuola e che sono analfabeti o quasi. Diciamo che alcuni, per fortuna pochi, vengono da noi solo per il pezzo di carta. La maggior parte invece arriva a scuola per coronare un sogno, diciamo, per riscattarsi. La nostra scuola è stata quindi, diciamo, un punto di passaggio quasi scontato per il progetto Tigastiu e no Tibiu, proprio perché rappresentiamo la diversità. L'articolo che ho scritto per la pubblicazione si intitola appunto Vedere le differenze e conoscere i talenti, e nasce proprio da quella che è la procedura che utilizziamo nella nostra scuola, che è quella di ricostruire tutto il patrimonio di conoscenze e competenze nascoste che si nascondono appunto nella vita di ciascuno. Molti dei nostri corsisti si presentano dicendo che sono degli ignoranti, perché diciamo che la cultura ufficiale non riconosce il saper potare una vite, per esempio, il conoscere la letteratura russa, per averla letta magari prima di andare a dormire, parlare il sardo o scrivere in arabo. Per quello che concerne gli stranieri, moltissimi annullano la loro memoria dei lavori svolti nella madrepatria oppure della formazione che hanno avuto, perché qui non viene valutata e perché loro stessi presentano una ferita molto grande nei loro ricordi. I primi incontri a scuola sono spesso caratterizzati da una certa paura, anche da un sentimento di timore, ma diciamo che queste barriere si annullano quasi subito nel trovarsi di fronte a un obiettivo comune, nel risolvere dei problemi. Ad esempio il doversi confrontare di fronte a un problema di matematica o al significato di una parola porta tutti in qualche modo ad essere dei marinai che remano nella stessa direzione. I primi stereotipi che cadono sono appunto quelli del vedere lo straniero come il venditore di rose, come il commerciante, come il cameriere.
ma iniziare a vederlo nella sua personalità, nell'avere una famiglia, nell'avere delle opinioni politiche, ad esempio. Ed è proprio nei luoghi, diciamo, del quotidiano, come la piazza, le scuole, le palestre, che si crea una reale inclusione normale. Diciamo che il motto della nostra scuola potrebbe essere quello di cercare di normalizzare la diversità. Per tornare al progetto, io volevo concludere dicendo che io stessa, per esempio, nel svolgere il lavoro di insegnante, ho dovuto cambiare completamente la mia maniera di vedere l'insegnante. Per me gli insegnanti erano grigi, conformisti e piatti. Ho avuto un insegnante che mi ha insegnato ad insegnare ed è stato Don Lorenzo Milani. Credo che sia diciamo, il professore più visionario che mi sia capitato di conoscere, un professore che è riuscito a scrivere insieme ai suoi alunni una riforma della scuola. E io volevo chiudere il mio intervento con la lettura di una parte di lettera a una professoressa, appunto, che si intitola L'ospedale e che parla molto della vocazione dell'insegnante, ma anche dell'importanza della scuola per il benessere e la salute delle persone, proprio in questo momento in cui si discute anche con superficialità a volte sul chiudere o non chiudere le scuole. I ragazzi di Barbiana parlano degli insegnanti che conoscono e dicono: così è stato il nostro primo incontro con voi, attraverso i ragazzi che non volete. L'abbiamo visto anche noi che con loro la scuola diventa più difficile. Qualche volta viene la tentazione di levarseli di torno, ma se si perde loro, la scuola non è più scuola. È un ospedale che cura i sani e respinge i malati. Diventa uno strumento di differenziazione sempre più irrimediabile. E voi ve la sentite di fare questa parte nel mondo? Allora richiamateli, insistete, ricominciate tutto da capo all'infinito, a costo di passare da pazzi. Meglio passare da pazzi che essere strumento di razzismo. Io onestamente finalmente volevo ringraziare, sono emozionata, non mi capita di parlare se non ai miei studenti, gli operatori del progetto Sicomoro, con cui la nostra scuola ha creato una rete da tantissimo tempo, da quando è nata, e ovviamente i miei colleghi e il nostro dirigente scolastico. Grazie, grazie Chiara. No, aspettiamo il... Professoressa Pistis, Francesca Pistis. Molto grazie, breve, tante è puntigliosa. Certo. Allora, io rappresento l'Istituto Tecnico Michele Giua e proprio un anno fa ho presentato ai miei ragazzi il progetto, abbastanza accattivante, loro l'hanno trovato davvero simpatico, la frase Tigastiu e Tibiu, stavolta Tigastiu e Tibiu, è stata una riflessione davvero molto bella e interessante, non solo durante la giornata intensa, intensissima che abbiamo trascorso con il team Sicomoro, ma c'è stato anche un seguito e quindi lì abbiamo scardinato alcune cose importanti. I ragazzi hanno avuto molta paura di mettersi in gioco. Qualcuno di loro ha anche detto no, non voglio fotografie, no, mi sottraggo a questo momento della foto. E io li credevo veramente tutti social, ho detto sarà il loro momento, invece no, hanno avuto paura. Altri proprio il giorno non si sono presentati. Però devo dire che la stragrande maggioranza ha partecipato con entusiasmo e interesse, mettendo in gioco anche una parte importante del loro vissuto e delle loro conoscenze, che sono poche e frammentarie, devo dire la verità. A scuola si parla, diamo contenuti, diamo conoscenze, giustamente, però è importante che la scuola apra le porte anche a progetti di questo tipo, molto belli e interessanti, perché la formazione passa attraverso queste conoscenze. Quindi non solo studenti contenitore, ma anche studenti ben formati e
e che conoscono tematiche importanti. Le cose che abbiamo, che hanno detto già tutte le persone, sono esaurienti. Io quindi devo aggiungere che cosa? Il giorno e subito dopo, nel mese di gennaio, febbraio, poi le scuole sono state chiuse, abbiamo continuato a parlare comunque dell'argomento. I ragazzi ancora continuano a pensare all'extracomunitario come un delinquente, uno che ruba il lavoro ai sardi, agli italiani. Questa è la stragrande maggioranza, notizie che arrivano dalle famiglie, dai media, eccetera. Oppure abbiamo scardinato anche un'altra cosa, cioè i numeri. Loro pensano, vedono gli extracomunitari ovunque, dappertutto, e noi sappiamo benissimo che i numeri non sono quelli che loro hanno in mente. Quindi almeno due cose siamo riusciti a demolire, due pilastri importanti, e questo dovrebbe essere il primo inizio. La scuola deve continuare così. Vi ringrazio e questo è stato il mio contributo. Chiarissima, grazie professoressa. Corriamo, ringraziamo il Teatro Massimo, il direttore Mancini, ci scusiamo per il ritardo. Vi chiedo di seguire le indicazioni dello staff e di essere cauti nell'uscita. Se volete acquistare il nostro libro, il libro del Sicomore di Tigasti non Tibiu, che a questo punto è un'opera collettiva, mi raccomando 2 alla volta alla libreria che coincide con l'ingresso del teatro. Grazie a tutti, grazie davvero.